6 aprile alle ore 18 in Piazza dei Signori a Verona. E torniamo in onda come promesso. Abbiamo ospiti importanti oggi pomeriggio perché abbiamo degli esponenti, dei rappresentanti del comitato 9 dicembre di Torino. Primo fra tutti il portavoce Andrea Zunino, che è qui con noi. Buongiorno. Poi abbiamo Davide Caporusso. Buongiorno. E Chiara Zunino. Salve. Poi c'è una nutrita componente oltre il vetro che non ci stava nel nostro studio, però insomma è una simpatica occupazione dello studio di Radio Padania oggi pomeriggio. Allora, comitato 9 dicembre, volgarmente, adesso non ti arrabbiare subito Andrea, detti forconi. Eccolo là. Perché così venite così esemplificati dalla gente. Facciamo chiarezza su che cos'è il comitato 9 dicembre e perché non siete forconi in breve. Grazie, è un aspetto importante, nel senso che i media hanno necessità di applicare etichette, invece la gente che è scesa in piazza dal 9 dicembre in poi sono cittadini, quindi tra questi cittadini c'erano dei movimenti come quello dei forconi, di Mariano Ferro e altre cose. Ma è importante ricordarsi che c'è un fenomeno politico nuovo, che è la discesa dei cittadini in piazza perché nessuno li difende, nessuno li rappresenta. Questi sono la parte che a noi interessano. Quindi i forconi sono un movimento che ha una sua storia, sta in Sicilia, Mariano Ferro ne è uno dei rappresentanti, insomma dei leader. Ma noi non siamo forconi, non siamo un movimento, siamo semplici cittadini che stanno manifestando il loro dissenso per come stanno le cose. E questo è il fenomeno che a noi interessa sottolineare. Ecco, entriamo un attimo nel merito, perché il comitato 9 dicembre prende il nome dalla data appunto del 9 dicembre, in cui il paese si è svegliato una mattina e ha trovato spuntati dappertutto dei presidi di gente, non si capiva bene chi erano, che cos'erano, che portavano delle rivendicazioni anche le più varie, comune denominatore una rabbia, un malcontento che sembrava essere una buona volta esploso. Come l'hai vissuta tu, che l'hai vissuta da protagonista quel 9 dicembre? Sì, allora c'è una posizione personale che però io non mi sento di applicare a tutti, quindi in quanto portavoce io non è che decido per il coordinamento di Torino quali sono le cose da dire, in quanto portavoce io esprimo delle cose che sono comunemente condivise. Poi ovviamente ho delle mie opinioni personali, quindi la mia storia personale è quella che mi ha mosso a interesse su questa manifestazione che ho partecipato ad organizzare, quindi parliamo già di anche prima di metà novembre, perché la novità politica, per quanto nel mio interesse, è che è la prima volta nella storia che i cittadini si rappresentano da soli, senza una bandiera di un sindacato, di un partito, di un movimento, di un'organizzazione. E accidenti, in piazza non c'erano tre gatti, secondo i dati delle questure lunedì 9 in piazza in tutta Italia c'erano 8 milioni di cittadini. Non stiamo a discutere che le questure riducono i numeri, 8 milioni mi basta, cioè è più del 10%, se poi erano 12 milioni poco cambia. Quindi non quattro gatti, ma una componente estremamente rilevante della società italiana che, non sentendosi né difesa né rappresentata dai vari partiti che stanno in Parlamento, scende in piazza a dire guardate che qua le cose non funzionano. Questo è il motivo per cui io mi sono messo in gioco, perché non era un movimento di tipo sindacale o politico, ma era un movimento spontaneo della cittadinanza. Ed è una novità importante, cioè, secondo me nella storia recente italiana è una novità assolutamente nuova, cioè una novità nuova. E non ha categorie. Infatti la difficoltà che abbiamo visto nei media eccetera era proprio quella di prendere questo fenomeno e incastrarlo dentro qualche categoria esistente. Invece per comprendere questo fenomeno bisogna ampliare un po' l'orizzonte, cioè allargare lo sguardo, avere una comprensione nuova della nostra società. Questo fenomeno non rientra nelle categorie abituali dei politologi, dei media, di questa roba qui. È questo che a me interessa. Vuol dire che c'è un risveglio della coscienza civica delle persone, se non altro perché la situazione è talmente grave per cui quando non hai più da campare, forse il problema te lo poni. E le risposte classiche, quelle della dialettica politica, dei partiti, della dialettica parlamentare, non soddisfa più questi bisogni.
perché se avesse avuto un effetto forse la situazione non sarebbe quella attuale, che ricordiamo per le fasce basse della società è estremamente seria. Qui non si tratta di comprarsi la macchina sportiva, qua si tratta di riuscire a campare fino a fine mese. E non è più un problema di pochissimi, è un problema di fasce molto ampie della società. E questa direi che è una cosa estremamente seria. C'è uno sgretolamento in atto da parte del sistema economico di quella che era poi la pancia dell'economia italiana, no? Quella borghesia che dava stabilità ai sistemi, diciamo, conservatori, quindi prima la DC, poi intercettata in qualche modo da Forza Italia, insomma quella borghesia che più o meno teneva a galla un sistema di potere e lo consolidava, perché era un sistema di potere, almeno questa è un po' l'analisi che mi viene da fare, era un sistema di potere che bene o male garantiva che non si sarebbero persi dei diritti e soprattutto un benessere che si era accumulato col boom economico. Tutto questo mondo, dall'adozione dell'euro, per prendere un dato simbolico, non è l'unico ma è sicuramente il dato più simbolico, si sta sgretolando. E quindi quando tu dici fasce basse della popolazione stai parlando, secondo me, di una larga fetta, di una larghissima fetta, e quel che preoccupa è in espansione. Questa è un po' la percezione che abbiamo noi, la condividi? Condivido. A me non piace prendere le persone e infilarle a forza dentro delle categorie. Pardon. Queste categorie sono state utilizzate nei secoli, nei libri di storia, di sociologia, eccetera, quindi possiamo anche utilizzarle, ma quello che io vorrei proporre agli ascoltatori è di guardare alle persone. Parlare di una fascia della società sembra di parlare di concetti, di cose che invece certo. Qua si parla di persone, delle persone che lavorano per una vita, rispettano le leggi, pagano le tasse, e poi il sistema non gli garantisce quello che è un principio costituzionale, cioè una vita dignitosa. Non è pensabile che un negoziante per sopravvivere debba in qualche modo non fare qualche scontrino. Quello che stiamo vedendo oggi è che se tu rispetti le leggi, chiudi. Sì. Allora c'è qualcosa di profondamente malato. Se tu fai tutti gli scontrini, paghi tutte le tasse, fai il tuo dovere, chiudi. Allora c'è qualcosa che non funziona. Questo sistema si è avvitato su se stesso. Quindi in uno Stato che funziona, ovviamente uno fa il professore all'università e l'altro fa l'operaio, ma c'è una vita dignitosa per tutti, ognuno sceglie quello che è il percorso che preferisce. È giusto anche che ci siano alcune differenze fra gli stipendi, perché se a me piace starmene in campagna e coltivare i fiori, magari mi accontento di un po' meno. Se io faccio 6 anni di università, poi le specializzazioni, poi gli esami di Stato, eccetera, per diventare un giudice, ci sta che lo stipendio sia differente. Ma siamo di fronte a delle differenze tali per cui un anziano che ha lavorato tutta la vita, poco importa qual è il mestiere che ha fatto, deve andare a ravanare nell'immondizia dopo il mercato perché non può più permettersi di comprare la verdura. Mentre abbiamo dei personaggi che prendono 45.000 euro di pensione al mese. Ora, avere una differenziazione è un discorso, ma qui qualcosa è andato fuori binario, cioè abbiamo perso il senso della misura. E tristemente sembra che tutto il mondo politico sia autoreferenziale, cioè ormai non guardano più alla realtà. Vogliono una delega in bianco, mi spiace dirlo, ma la nuova legge elettorale, se possibile, è fin peggiore di quella precedente. Non esiste la possibilità di indicare una persona che va in Parlamento, un nome, un cognome, una faccia, una persona che abbia dimostrato nel tempo un impegno a cui chiedere coerenza con questo impegno. Il voto è diventato una delega in bianco, i partiti decidono chi mettere, questa è una cosa che non può funzionare. E il risultato è che la politica diventa autoreferenziale, perché se sono i capibastone che ti garantiscono la presenza all'interno del Parlamento e non è più il cittadino che ti vota, tu devi stare agli ordini di questo, e questo sistema sta perdendo le sue caratteristiche democratiche. La gente è scesa in piazza a dire basta. E non sono scesi in 3, sono scesi a milioni. E sarebbe un fatto politico di cui prendere debita nota. Assolutamente, anche perché il fenomeno mediatico della rivolta del 9 dicembre è stato preso dai media nazionali con il tipico schema. Quindi finché era, diciamo, in ebollizione e non era ancora emerso, ignorato completamente. Quando è emerso è stato preso, fagocitato per quelle 2 settimane a reti unificate, dopodiché dimenticato perché non se ne parla praticamente più. Eppure di quei cittadini
che sono scesi in piazza il 9 dicembre, c'è ancora un lavoro che è proseguito dal 9 dicembre a oggi. Certo che sì. Come è proseguito, in che forme? Ma guarda, scusa se ti faccio queste domande, no, perché c'è interesse proprio per sapere come ci si organizza. Perfetto, grazie dell'invito, cioè noi siamo qua per far sapere ai radioascoltatori che cosa sta accadendo, almeno la nostra versione, non abbiamo la pretesa di aver ragione, però insomma siamo di quelli che hanno partecipato e che hanno organizzato, vorremmo proporre il nostro punto di vista. È chiaro che la gente non sta smettendo di manifestare. Ora uno può dire, vabbè, non vedo più i cortei, a parte che ce ne sarà uno domani, ma vedo che è tutto rientrato. Non è proprio così, perché se uno dice, ok, magari provo a fare uno sciopero, mi danno 100 euro in più, mi faccio la macchina sportiva, non accade, vabbè, rinuncio. Ma se io sono sceso in piazza perché non ho da dar da mangiare ai bambini, non è che domani mattina, siccome non è andata bene, vabbè, facciamo finta di niente e andiamo tutti al mare. No, non è così. Quindi quelle necessità fondamentali che le persone sono scese a rappresentare in piazza sono ancora tutte lì, anzi peggiorano giorno per giorno. Per cui è evidente che chi è messo in certe condizioni di mancanza di dignità deve fare qualcosa, perché se non hai da dar da mangiare ai bambini, non è che non gli dai da mangiare e basta, una soluzione la devi trovare. E il coordinamento di Torino in particolare, ma vedo che c'è un grosso interesse intorno a noi, ha capito che questa protesta, essendo stata spontanea, capillare, non strutturata, non aveva una proposta, un progetto, un percorso, un obiettivo, che era necessario darsi. Quindi il primo grande moto del 9, 10, 11, 12 dicembre è stato andiamo a dire che insomma siamo un po' stufi. Siccome non è che ci hanno ascoltato un granché, adesso è necessario organizzare un'attività che rappresenti un po' meglio queste istanze, che sono assolutamente reali. Quindi noi abbiamo preso un gruppo di avvocati, stiamo costruendo una proposta che vorremmo sottoporre ai cittadini, i quali se la leggeranno e loro decideranno se li rappresenta. Non è che perché la proponiamo noi deve essere buona per forza. Noi la mettiamo sul tavolo e chi la vuole la fa propria. E non viene né da un partito, né da un movimento, nemmeno da un'associazione tipo Bocciofila. Noi del coordinamento di Torino siamo dei cittadini che non si sono strutturati in un organismo, ma restano dei cittadini, e a noi un euro che sia uno non ce lo dà nessuno. Stiamo facendo questo per amore di miglioramento delle cose. Era necessario mettere giù una proposta, abbiamo cercato dei professionisti che lo facessero pro bono perché soldi non ne abbiamo e la stiamo costruendo con tanto lavoro, tanta fatica, ma speriamo di riuscire a breve a proporre questa nostra iniziativa. Anche questo è un fatto nuovo comunque, che la proposta popolare è stato un fatto nuovo, diciamo, ultimamente in Italia. Una proposta così spontanea, popolare, sì, è stato un fatto nuovo, ma una proposta popolare che poi riesce ad articolare una proposta, certo, che è una proposta che avrà le gambe lei, nel senso che viene messa poi a disposizione della politica e o la politica la prende o a quel punto volta le spalle, no? Un po' questo è il ragionamento. Sì. Alla soluzione proposta dal popolo. Hai saltato un passaggio, ecco. Siamo d'accordo che sia così, però in realtà il percorso che noi abbiamo immaginato è: noi si mette giù una proposta, se i contenuti sono rispettosi della legge, vorrebbero richiamare con forza il rispetto della Carta Costituzionale nonché degli altri codici che costituiscono il fondamento di una vita civile in uno Stato civile, una volta preparata questa proposta, il primo passaggio è che sia una proposta della gente, cioè dei cittadini tutti. Poco importa se uno fa l'avvocato, il medico, l'operaio, se la legge, e sarà scritta in modo che sia comprensibile a chiunque, e quindi sarà la proposta che promuoverà se stessa. Visto che ci sono una serie di cose che non funzionano, se la proposta indica delle soluzioni e sottolinea quali sono gli aspetti giuridici che è bene rivalutare perché la vita in questo nostro paese torni a essere un po' civile, allora i cittadini proporranno la proposta. Poi noi auspichiamo che ci siano una serie di forze politiche che vogliono accorgersi che i cittadini, invece di andare in cabina elettorale e delegare completamente, si sono strutturati per darsela loro una proposta. E quindi qual è la novità? Non siamo più noi a dare forza ai partiti. Vorremmo che almeno una parte delle forze politiche potessero guardare questa iniziativa popolare e quelle più sane decidere di sostenerla, perché sarà una proposta che rifonda una proposta di vita civile sul rispetto della Carta Costituzionale. Questo è quello che vogliamo fare. Le leggi già ci sono.
noi vogliamo agire, poi sappiamo che c'è chi non lo fa, ma vogliamo agire nel pieno rispetto della legge, vogliamo uno Stato che sia veramente a tutela dei cittadini. E le leggi esistono, basta farle rispettare. E se abbiamo una Corte Costituzionale che dice che una legge elettorale che è stata utilizzata per 8 anni è incostituzionale, vuol dire che la nostra Costituzione è stata ignorata. E qual è la parte curiosa di tutto questo? È che i politici che fanno queste leggi elettorali fanno delle cose anticostituzionali. E i cittadini si premurano di andare a dire: scusate, c'è una Costituzione, rispettiamola. Questo è il fatto nuovo. Qualche mese fa, adesso non ricordo esattamente, ma 2 mesi e mezzo, 3 mesi fa, ho visto un servizio televisivo, non mi ricordo se era Le Iene, il Fatto Quotidiano, qualcuno che si è piazzato davanti al Parlamento e intervistava i parlamentari che andavano e venivano. L'80% dei nostri parlamentari non sanno che cos'è il MES. Cioè hanno firmato una roba che non sanno che cos'è. Ed è uno degli strumenti che sta distruggendo la nostra economia. Se tu vai a parlare oggi con un artigiano, con un meccanico, quello che ti aggiusta la macchina, facilmente sa che cos'è il MES, perché sa che è quello che lo sta fottendo, quindi legge e si sta informando. Allora, un paese dove i parlamentari, che sono lo strumento che costruisce le leggi, firma alla cieca, senza sapere, e crea la situazione che è sotto gli occhi di tutti, mentre l'artigiano, il commerciante, sa che cos'è il MES, e beh, c'è qualcosa da sistemare in tutto questo, o no? Assolutamente. Io ti volevo chiedere, questa proposta sarà strutturata in maniera anche tecnica, in modo tale che sia totalmente legale all'interno dell'ordinamento attuale? Certo che sì. E quindi un dato di concretezza, al di fuori da ogni tipo di velleità rivoluzionaria così un po' solipsistica. No, qua invece facciamo proprio una roba concreta che si può applicare domani mattina con una legge. Certo che sì. Quali sono, secondo voi, senza anticipare il merito delle singole proposte, i pilastri di questa proposta, le premesse, se vuoi? Guarda, dunque, i pilastri sono quelli di sempre, nel senso, perché è scesa in piazza la gente? È scesa in piazza la gente perché la Costituzione dice che ciascuno ha il diritto di vivere in maniera dignitosa, potendosi assicurare istruzione, vitto, alloggio, eccetera. Cioè sono principi costituzionali, adesso la prendiamo, la possiamo leggere, ma è tutto scritto. E questo semplicemente non corrisponde alla realtà. Allora, non può esserci un paese dove ci sono dei fondamenti, sono costati la vita ai nostri genitori e ai nostri nonni, perché i partigiani sono morti per questo. E quindi abbiamo creato un documento, fra l'altro la nostra Costituzione è una delle migliori al mondo, è una delle più garantiste, è una delle più studiate e approfondite anche da altri stati. Non sto dicendo che sia perfetta. Sullo stato sociale, diciamo che mette delle garanzie importanti, perfetto. Non ne abbiamo parlato qualche giorno fa anche. Per cui si vuole tornare al rispetto dei fondamenti, cioè a quello per cui sono morti i nostri genitori, i nostri nonni. Abbiamo creato uno Stato che ha dato delle garanzie costituzionali ben precise che adesso si stanno lentamente sgretolando. E io non accetto, e come me tutti gli altri, che ci siano dei parlamentari che dicono: ah, ma non sapevo, ah, ma non mi ero accorto, ah, ma non avevo visto. Ma questo è inaccettabile. Cioè, con lo stipendio che prendi, vieni votato per essere strumento di vita civile e democratica per tutti i cittadini che ti hanno votato. Poi vai lì e non sai quello che combini. Questo è inaccettabile. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quando siamo entrati nell'euro, o meglio, prima ancora nello SME, eravamo la sesta, settima potenza economica mondiale. Adesso non ho guardato le statistiche recenti, ma se siamo al 38esimo, al 40esimo posto, siamo già fortunati. Ma questo disastro, chi l'ha messo in piedi? Allora, diciamo che l'Europa era una buona idea, un bel mercato più ampio, libera circolazione dei mezzi, delle persone, delle merci, eccetera, benissimo, però la realizzazione lascia alquanto a desiderare. Allora, qualsiasi buon padre di famiglia, se si mette a fare una cosa e si accorge che fa una schifezza, corregge il tiro, aggiusta il tiro. Sei in buona fede, sì. Sei in buona fede, sì. Ora, riteniamo che sia strettamente necessario mettere a tutela i cittadini italiani, perché queste tutele stanno venendo meno. Ecco perché tutta questa fregola per le cosiddette riforme lasciano molto perplessi i cittadini, perché se le riforme le vogliono fare questi partiti che stanno in Parlamento così ignari e ci hanno condotto a questo punto, la domanda che ovviamente non sfiora ma riguarda tutti molto da vicino è: ma questi hanno la competenza e la volontà di fare delle riforme che siano un miglioramento della Carta Costituzionale,
oppure faranno il danno finale, cioè ci levano le ultime franchigie democratiche. Signori, siamo un paese del primo mondo, abbiamo forse la storia più ricca e più antica di tutto il pianeta, e questo è il terzo governo non eletto che ci troviamo a sopportare. Dov'è finita la democrazia? Non sono domande da poco. E abbiamo poco tempo per intervenire. Ecco, questo è un concetto importantissimo. Abbiamo poco tempo perché sì, la fretta non è mai un buon amico. Ma la situazione ormai è prossima al baratro, e questo lo dicono addirittura gli studi, le cosiddetti stress test delle banche, certo, che ormai vengono poi fatti filtrare. Fortunatamente c'è ancora qualcuno che dà queste notizie e devono essere un po' cercate con occhio da lumaca in alcuni siti, però vai a vederti gli stress test delle banche e sono le grandi manovre per un baratro che è prossimo, perché altrimenti non si fanno le esercitazioni per questi scenari per cui le stanno facendo le grandi banche, che non è che lo fanno così. Un alto funzionario di un istituto bancario di primo piano mi ha confidato, e ovviamente non posso fare nomi, questo è implicito, che in Italia esistono circa 760 istituti bancari di vario genere, e entro 1 anno e mezzo saranno la metà. Ora, io non ho una preparazione professionale per dire se questo possa essere vero o no, ma se dall'interno del mondo bancario arriva un'informazione del genere, metti che poi non saranno la metà, saranno 2/3. Metti che non è 1 anno e mezzo, sono 2 anni, sono 3 anni, però quindi, siamo lì. Questo è il tipo di scenario, e lo scenario, secondo noi, è che per una ragione o per l'altra, non stiamo qui a fare questioni di dietrologie, però se non si fa qualcosa, il nostro futuro immediato, cioè non parliamo di anni, parliamo di mesi, è finire come la Grecia. E quello che sta accadendo in Grecia, anche se non c'è giornale, non c'è televisione che ne parla, basta attaccarsi a internet e andare a vedere, non è affatto una bella situazione. Abbiamo toccato qualche trasmissione fa proprio Benissimo. Con l'associazione di Alberto Bagnai, che sta tenendo monitorata e coprendo un buco di informazione, l'ennesimo buco di informazione che c'è in Italia. Ma quindi il cuore pulsante di tutto questo meccanismo che ci sta dominando è probabilmente la sua moneta. Generalmente nella storia è così. Beh, credo che sia, sì, possiamo fare tutta una disquisizione sulla storia della moneta, però credo che sia sotto gli occhi di tutti che questa Europa e questa moneta, al di là del fatto che forse originariamente era un progetto pregevole, però così come sta funzionando è profondamente distruttiva. Per cui bisogna introdurre dei correttivi. Io personalmente non sono un anti-europeista, ma vedo invece bene dei paesi veramente sovrani, con una propria moneta, che poi decidono liberamente e scientemente e non obbligatoriamente di concorrere in una federazione, in un'organizzazione a cui possiamo dare nomi diversi, dove ci siano forme di collaborazione, anche di convenzioni di ordine politico, monetario, finanziario, ma di libera scelta, che non vadano a ledere la libertà della singola nazione, cosa che invece oggi è decisamente impredicato, per cui vale la pena fermarsi a pensare. Ecco, il momento del voto sarà un momento sicuramente importante, quello del 25 maggio, quello sicuramente sarà un momento importante, e al di là di quello che diciamo sempre, perché segnerà un'altra svolta. Non ci sarà più destra-sinistra probabilmente, il 26 maggio ci sarà chi è a favore di questo stato di cose, di questa Europa e di questo tipo di società, e chi è contro. Certo. È l'inizio di un'altra trasformazione politica, ma prima del voto, e forse più del voto, c'è una mobilitazione che deve essere permanente e che per quanto riguarda il Comitato 9 dicembre si concretizza di nuovo, ad esempio domani, con una manifestazione a Milano. Vogliamo spiegarlo e dare anche l'informazione? Sì, l'informazione è chiara. Domani alle 15 ci si trova in piazza Oberdan a Milano per una manifestazione che, a mio modo di percepire, è solo la prima di una serie di manifestazioni con tematiche analoghe, per dire: questo euro così com'è ci va bene, no grazie. Riteniamo di avere ancora quella residua sovranità per poter scegliere, e ci auguriamo che qualche forza politica voglia cogliere il segnale, perché qui non si tratta di un scontento di una frangia di 200 o 300 individui, che allora democraticamente ovviamente pesa molto poco. Qua si tratta di milioni di persone che la pensano così, e quindi sarebbe bene che la politica, invece di essere autoreferenziale, incominciasse a raccogliere
le istanze che vengono dalla popolazione, che paradossalmente è più informata dei parlamentari, quindi è una situazione, come dicevamo, veramente pazzesca. Quindi domani ci si trova a Milano, in piazza Oberdan, alle 15, per iniziare una manifestazione molto pacifica, molto tranquilla, ma anche molto determinata contro questo euro che sta producendo questi danni alla nostra economia. Come al solito senza simboli di partito, come è, diciamo, nello spirito del 9 dicembre, giusto? Sì, esatto. 9 dicembre è uno dei tanti nomi. A me preme ricordare che nel momento in cui si mette un'etichetta ci si scorda che dentro la bottiglia c'è qualcosa, no? Sì. Io vorrei ricordare che dietro l'etichetta ci sono delle persone, No, ma certo. Ci sono dei cittadini che stanno difendendo i propri diritti. Quindi 9 dicembre, ma poi se qualcuno non ci riconosce, va bene uguale. Non è questione di sigle, proprio per questo noi come coordinamento di Torino non ci siamo organizzati niente, neanche in una micro associazione, perché quello che conta è capire che siamo dei cittadini e c'è una carta costituzionale, non c'è bisogno di dividersi in destra, sinistra, rossi, verdi, gialli, blu, eccetera. Finché si tratta dei diritti fondamentali, quelli uniscono tutti. È il famoso massimo comune denominatore entro il quale tutti ci riconosciamo. Siamo cittadini italiani? Sì. La Costituzione ci tutela? Dovrebbe, quindi sì. Poi uno va a destra, l'altro va a sinistra, uno va alla Lega, uno va da un'altra parte, va bene, ma perché una sana dialettica politica possa esistere, bisogna che sia sano l'ambiente dove questa dialettica politica si sviluppa e secondo noi questo ambiente sano sta cessando di esistere. Quindi prima di dividersi nelle diverse correnti e interpretazioni di come disegnare un futuro, bisogna averlo un futuro. Allora, oggi stiamo cercando di chiamare tutte le persone di buona intenzione, di buona volontà, a dire non guardiamo le differenze, guardiamo quello che ci unisce. E ci unisce al fatto che siamo tutti in ginocchio. Allora, prima di litigare su come risolvere la situazione, vediamo di creare il consenso sul fatto che questa situazione va cambiata e troviamo tutti i punti comuni su cui siamo d'accordo tutti. Sulle differenze litigheremo dopo. Incominciamo a portare a casa quei 5 o 6 risultati di fondo che sono comuni a tutti. Nei nostri coordinamenti, qui a Milano, ma a Torino, eccetera, c'è gente che ha tendenze di destra, tendenze di sinistra, c'è qualche leghista, va bene tutto. Lavoriamo in amore e in accordo perché abbiamo capito che prima di discutere sulla bandiera rossa, sulla bandiera verde, bisogna discutere sul fatto di avercelo un futuro dove sventolare una bandiera. Allora è questo oggi l'obiettivo, ricordare alla gente che lo Stato siamo noi. Io so bene io che preferisco la storia siamo noi, ma più o meno siamo nello stesso albero. Lo dico apposta proprio perché le differenze linguistiche e nonché di scelte sono terreno di confronto, ma finché il confronto è civile e democratico, qualche provocazione aiuta. È chiaro che se tutte le istituzioni e gli apparati dello Stato sono occupati da una politica autoreferenziale, corrotta, che non fa l'interesse dei cittadini ma solo i propri interessi. E noi ci mettiamo a litigare anziché unirci su lo Stato o la storia, che cosa siamo noi, cittadino italiano, cittadino italiano, cittadino padano, ci saluta e dico ma come litigano bene questi poveracci che stiamo a noi ci danno il pretesto per litigare e loro continuano a fare i loro conti nell'ombra. E cosa succede? Che la gente incomincia a odiare la politica perché la politica è marcia, a odiare lo Stato perché lo Stato è occupato dalla politica marcia. Ma attenzione, se il cittadino rinuncia alla politica, rinuncia all'unico strumento civile che è quello che permette di cambiare il mondo. Allora, disamorare i cittadini verso la politica vuol dire togliergli l'unico strumento. Allora, qual è l'altro? I bastoni e le mazze. Ma quello è un terreno dove abbiamo già perso. Perché non avremo mai una forza per imporci con la violenza contro carri armati, eserciti, polizie, eccetera. Invece lo strumento per eccellenza è la legalità e la politica. Ma se io, con anni di politica corrotta e di Stato volutamente affossato in boiarderie di vario genere, faccio disamorare la gente dagli strumenti veramente democratici, ho fatto un capolavoro. Perché quelli rinunciano per scelta all'unico vero strumento per costruire un'Italia migliore. La politica non è quella dei partiti. Qua vorrei togliermi un sassolino dalla scarpa. Toglilo. Qualche anno fa... Quanto è grosso? No, un sassoletto piccolo, però spiega, per sapere se spiega ai teleascoltatori i giochini semantici che vengono fatti dalla pubblica informazione. Guarda, questa è la specialità della nostra trasmissione, quindi sei
adesso non mi ricordo se erano 7-8 anni, insomma, Beppe Grillo ha fatto il Vaffanculo Day a Bologna, il primo, 300.000 persone in piazza a dire ma magari quelli condannati in terzo grado non mandiamo, cioè in via definitiva, quindi sicuramente colpevoli, evitiamo di mandarli al Parlamento. Ha detto una cosa di un'ovvietà che qualsiasi paese avrebbe neanche dovuto dire, perché l'avrebbe accolta prima. Posso fare un emendamento? Sì, tutti quelli che vuoi. Tranne quelli che sono stati condannati in terzo grado per dei reati di un codice fascista, in quel caso, perché reati di vilipendio, quelle cose lì. In un paese civile si fanno le distinzioni. La concussione è una cosa, la corruzione è una cosa, vilipendio alla bandiera direi che è un'altra roba. Però era un modo per dire, insomma, almeno i condannati in terzo grado, cioè un conto è una condanna per, non so, diffamazione, e un conto è per omicidio. Con il distinguo, però per buon senso sì. Quando Grillo ha fatto questa cosa, è stato coniato il termine, il neologismo antipolitica. Ma guardate che questa è una manovra di una raffinatezza semantica incredibile, perché qual è la radice della parola politica? È la polis, cioè la città, non in quanto fabbricati, ma in quanto gente che scende nella piazza, nell'agorà, a dire qual è il bene della comunità. Questa è l'origine della parola politica. Quindi 300.000 persone a Bologna che dicono i condannati non li vogliamo in Parlamento, è l'essenza della politica. E la politica, quella partitica, quella di apparato, ha coniato la parola antipolitica, come dire, se vieni contro di me, allora tu sei un antipolitico. Quindi l'essenza, l'anima di un atteggiamento autenticamente politico è stato immediatamente nominato come antipolitico. Questi sono i giochini a cui la gente deve fare attenzione. La politica vera è la gente che non ha bisogno di prendere le mazze e sfasciare le vetrine, prende la Costituzione e mette questa gente di fronte alle proprie responsabilità. Si prendono degli avvocati, si prendono i codici che esistono, non c'è bisogno di fare le riforme, la Costituzione va bene com'è. Va bene com'è, è la ultima profonda garanzia che noi siamo uno Stato civile. Quindi prima di mettere mano addosso alla Costituzione, fermi tutti. In questo momento soprattutto. Specie in questo momento. È questo che è un momento particolare. Questa è l'essenza del movimento politico. La politica non è schierarmi a destra, a sinistra, coi gialli, coi rossi o coi verdi. La politica è: io agisco nel rispetto della legge e dei principi fondamentali di uno Stato sovrano e faccio valere i miei diritti non perché li pretendo in maniera facinorosa, ma perché mi spettano di diritto. E chi sta nella politica, quella partitica, quella di apparato che fa solo i suoi affari, o ritorna a fare un servizio ai cittadini oppure se ne stia a casa. Ecco, hai parlato del Movimento 5 Stelle. Allora, noi chiaramente con il Movimento 5 Stelle ci sono, formalmente la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle sono all'opposizione di questo governo e ci sono chiaramente dei temi in cui ci sono delle convergenze generali, anche se il Movimento 5 Stelle ci appare una realtà un po' magmatica. Qualche volta ci è capitato di prenderli in giro, ad esempio per la parte diciamo più naif, che però poi è simile ad altre cose nostre, che siamo naif a nostra volta, con simpatia, mentre il momento un po' inquietante, ed è un dubbio che abbiamo qui, è quello di alcune loro lacune effettive in Parlamento, che ci vengono riferite da alcuni esponenti della Lega, che ci dicono sì, abbiamo fatto opposizione con i 5 Stelle, però è successo che in commissione noi abbiamo fatto ostruzionismo, in aula noi che siamo in 18 abbiamo preparato 100 emendamenti e loro che sono in 80 ne hanno preparati 3. Io non ho un'opinione e non pretendiamo che venga fuori stasera, però una impressione si può provare a tirar fuori, no, da questa cosa. Se nel Movimento 5 Stelle c'è un'impreparazione che ci sta, perché ci sta nello spontaneismo da cui è nato, oppure se c'è una qualche funzionalità che qualcuno ogni tanto teorizza. Sì, tu mi vuoi spingere in un campo minato. No, io ti dico che c'è un campo minato, io non capisco se sono mine oppure se sono zolle con una mina, poi c'è una patata, una carota. Non mi indicare il 5 Stelle come le mine, mi stai spingendo in un campo minato perché mi stai chiedendo di esprimermi rispetto delle forze politiche. Allora io in maniera del tutto sincera non voglio fare il politico. L'hai tirato in ballo tu, sì. Quindi per questo dico che secondo me c'è della brava gente e della gente magari un po' meno brava un po' dovunque. Al Movimento 5 Stelle vogliamo concedere una cosa, che sono lì da un anno e quindi forse non sono stati ancora assorbiti e fagocitati dal sistema come altre forze politiche. Poi non mica sto dicendo che sono tutti bravi e tutti santi. In questa fase, secondo me, siamo arrivati alla resa dei conti. Cioè non è che abbiamo davanti altri 3, 5, 6, 7 anni per star qua a baloccarci sul che cosa facciamo, cosa non facciamo.
Entro un anno e mezzo al massimo bisogna prendere delle decisioni fondamentali: o ci salviamo il deretano, oppure finiamo a essere dei vassalli di qualche altro potere, neanche detto che sia una nazione, di qualche altro potere magari che nemmeno vedi in faccia. E insomma, a me questo destino non è che interessa molto. Mi piacerebbe poter dire che io sono uno Stato sovrano, che sono a casa mia, che ho delle ottime relazioni internazionali con altri paesi e che però a casa mia decido io come voglio gestirmi le cose. Questo dovrebbe essere uno Stato sovrano. Siamo al limite perché questa condizione cessi. Abbiamo già ceduto pezzi di questa sovranità fin troppo grandi, che vuol dire la moneta, che vuol dire che arrivano poteri altri a dirci quale deve essere la nostra politica sul lavoro, quale deve essere la nostra politica internazionale. Insomma, esiste un articolo della Costituzione che dice che noi rifiutiamo la guerra come strumento di aggressione. E allora come giustifichiamo il fatto di avere le mani in pasta in Libia? Cioè, in Libia a me non risulta che la Libia ci abbia dichiarato guerra e ci abbia attaccato con dei mezzi militari. Eppure abbiamo partecipato a una guerra in Libia che fra l'altro è costata 80 miliardi. Quello stesso articolo è quello che disciplina poi l'adesione a tutti gli altri meccanismi internazionali, per carità, anche quelli che non c'entrano niente. Sono con queste la le difesa. cose che dovremmo discutere. Certo. Quella guerra è costata 80 miliardi e se si va a fare così per curiosità la somma dell'ultima finanziaria Berlusconi e delle due successive che ha fatto Monti, in cui è stato rimesso l'IMU, tutta una serie di robe, guarda, fa 80 miliardi. Quindi quella guerra a me non è servita a niente. Io rifiuto la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, però è vero che io ho letto sui giornali che 20 giorni dopo la presenza del presidente americano sulla portaerei missione compiuta, Scaroni, il presidente dell'ENI, ha dichiarato, se non ricordo male, al Corriere della Sera: benissimo, adesso partiremo dalla Libia con nuove iniziative verso l'Angola e altri paesi africani. Allora viene il sospetto, il dubbio che quella guerra servisse a creare una situazione internazionale dove certe manovre di certe corporation fossero facilitate. E noi abbiamo fatto il lavoro sporco e i costi sono stati socializzati, mentre invece gli utili finiscono nelle tasche delle multinazionali. A me dall'ENI non mi è mai arrivato niente. Bolletta. Vabbè, l'ENI sappiamo che è una partecipazione a me arriva statale. sempre. Però insomma, ecco, questi argomenti sarebbero quelli su cui sarebbe bene che i cittadini si fermassero a riflettere. Al di là di questa schermaglia politica che vuole sempre la gente che si schiera per la destra, per la sinistra, per una roba o per l'altra, cioè ci stanno togliendo un pezzetto alla volta una piazza dove discutere. Fra un po' non ce l'abbiamo più, quindi bisogna rinunciare a tutti i fronzoli, secondo noi, poi evidentemente ognuno la pensa come vuole, e concentrarsi sulle 4-5 cose fondamentali che sono quelle che possono garantire una sana dialettica politica. Sì, queste ci stanno sfilando di mano e queste dobbiamo difendere con le unghie e coi denti. Una volta fatto questo e ristabilito che siamo un paese sovrano, allora poi ci confrontiamo secondo una sana dialettica politica dove uno fa le sue proposte e se le proposte ottengono voti passeranno perché la maggioranza le preferisce. Ahimè non è quello che sta accadendo oggi. È un po' come un comitato di liberazione nazionale. Diciamo. Bravo, mi piace, cioè, forse dovremmo tornare a uno spirito costituente, non per rifare la Costituzione, che se c'è un momento sbagliato per mettere le mani addosso ai documenti fondamentali è questo, ma uno spirito di costituente, quello che i nostri padri hanno avuto quando hanno scritto quella Costituzione e hanno creato il nuovo Stato repubblicano italiano. E abbiamo un po' perso i lumi di questa cosa, forse andrebbero recuperati. Mi fa molto piacere che ci siano Rodotà, Zagrebelsky, eccetera, che fanno degli appelli, non perché Rodotà viene da una certa area politica, ma perché ci sono delle persone che mettono la faccia per dire: signori, queste cose non possono accadere, non devono accadere, stiamo buttando alle ortiche qualcosa che ha un valore che andrebbe invece sottolineato e riportato in auge. Sì, la parte che condivido di più sinceramente poi così a titolo personale ovviamente è la parte in cui dici che non è il momento di toccare la Costituzione, perché questo è un momento in cui le ultime leve che possono in qualche modo garantire legalmente una soglia di diritti che potrebbe tornare ad avanzare se c'è una vittoria elettorale o una vittoria politica nel senso migliore di questo termine, cioè della presa di coscienza generale che bisogna tornare a prendersi i diritti. Ecco, legalmente oggi la Costituzione è un appiglio sicuramente, quindi non è il momento, io sono d'accordo a non toccarla con questa maggioranza e non nel modo in cui viene toccata, cioè come se fosse una gara contro il tempo. Scusami, la Costituzione non è un appiglio,
accidenti, la Costituzione sono le fondamenta. Ma guarda, il bello di questa chiacchierata, esatto, il bello di questa chiacchierata è che né io né tu, né la radio che mi rappresenta in questa ora e mezza abbiamo voluto rinunciare a una virgola della nostra identità. È chiaro, questa si chiama Radio Padania Libera e tutto ciò che è italiano ci dà un po' di prurito. Detto questo, queste sono parole, la sostanza è che siamo tutti dominati dallo stesso potere odioso che non ci fa arrivare alla terza settimana e ci ricatta tutti i giorni. Cioè, quindi sarà bellissimo. Mi rivolgo a dei telespettatori che sono evidentemente, degli radioascoltatori che sono evidentemente degli aderenti al movimento della Lega. No, c'è di tutto. Per cui è chiaro che c'è differenza di visione, certo, e io rispetto visioni diverse. Invito a riflettere. Mi sembra di vedere con una certa chiarezza, e penso che su questo siamo tutti molto d'accordo, che c'è un'aggressione neanche tanto delicata e sottile, piuttosto robusta, esatto, alla esistenza degli stati stessi e delle persone. L'economia è a pezzi, la gente non c'ha nemmeno più da mangiare e si stanno sgretolando le identità, la storia dei paesi. Allora, io personalmente penso che il federalismo sia una roba che mi spiace che sia stato un po' accantonato, perché andrebbe rivalutato in un certo modo. Non ha mica senso che ci siano... che sta per demolirlo tutto, no? Con le riforme prende spunto e fa... Lasciamo che questo sia Mi sa che dobbiamo salutare, ma sai cosa succede adesso? Che la trasmissione finisce, io e te continuiamo a parlare fino a stanotte, poi ci ritroveranno. Esatto, vorrei ricordare che la manifestazione di domani è una manifestazione popolare, e quindi è benvenuto chiunque sia cittadino italiano, però per piacere. Nessuna bandiera di partito, senza bandiere, senza si potranno raccogliere le firme per i quesiti referendari contro l'euro, per uscire dall'euro, e poi volevamo solo ricordare il nostro video. Andate su YouTube e andate a cercare quale Italia e quale Europa. Esatto. Domani Milano, Piazza Oberon, 15. Brava Chiara. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, ciao.